Mercoledì 11 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la diga, la possibile diga del Vanoi. Vanoi, non ci sono i soldi, questa è la notizia a piena pagina. Doccia fredda per il consorzio di bonifica Brenta, unico ente a volere l'invaso tra il Bellunese e Trento, monta la protesta popolare. Lettera del Ministero dell'Agricoltura alla provincia, finanziato il progetto della diga, non l'opera. La diga sul Vanoi, non ci sono i soldi per costruirla, il consorzio Brenta ha preso solo i soldi per progettarla grazie al PNRR, ma non esiste alcun finanziamento da Roma per costruirla, la diga tra le province di Belluno e Trento. È netta la lettera recapitata in questi giorni dal Ministero dell'Agricoltura alla provincia di Belluno e ai sindaci interessati, ma tutti contrari all'invaso. Una diga che solo il consorzio di bonifica Brenta vuole. Zaia, presidente della regione, la regione Veneto è contraria alla diga. L'approfondimento di Dalmas a pagina 19. Il welfare in Veneto, 2 pensionati su 5 con assegni sotto 1.000 euro. Il 40% dei pensionati veneti vive con meno di 1.000 euro al mese e c'è il nodo del gap di genere. L'approfondimento di Girardi e Corrà da pagina 2 a pagina 3. La strage di Santo Stefano di Cadore, Hutter pronta a patteggiare l'offerta del PM, niente carcere. 4 anni e 8 mesi, Angelica Hutter può patteggiare questa pena per la strage di Santo Stefano di Cadore. L'approfondimento di Sosso a pagina 30. E dal capoluogo, Parc Selvaggio in centro, il comune mette nuove fioriere. Nuove fioriere in centro a Belluno serviranno da dissuasori della sosta selvaggia. In Piazza Duomo sono servite le catene. L'approfondimento di Forzin a pagina 17. E la foto di copertina è dedicata allo sport e all'evento Lo Sport che Vale, Sport Business Forum, appuntamento tra Montebelluna, Longarone e Belluno Cortina d'Ampezzo tra l'11 e il 15 settembre. Tutto ha inizio quindi dalla giornata di oggi. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, pallamano Serie A Silver, Belluno sfila nel centro cittadino. L'approfondimento di Dal Ponte a pagina 35. Questi richiami dedicati alla provincia di Belluno e al Veneto che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è uguale a quella trovata sul Corriere, ovvero Belluno, Regione Trento, no al Vanoi. Contrarie tutte le principali istituzioni, Alleanza Padrin, Fugatti e i tecnici di Venezia mettono per iscritto le obiezioni. L'approfondimento di Fant e Vanzan. Foto di copertina, Limana, ieri a Valmorelli il funerale di De Barba, Loris, una vita a cercare la bellezza. La folla ieri al funerale del fotografo alpinista Loris De Barba, l'approfondimento di Vecellio a pagina 8. Comelico, galleria chiusa, ma il giorno dopo, cantiere della galleria Comelico falsa partenza, sono stati tolti ieri e non lunedì sera come era stato annunciato i sigilli, 2 stringhe di nastro bianco e rosso alla segnaletica indicante gli orari di chiusura del tunnel. I cartelloni gialli privi del nastro bicolore riportano in doppio colore e nelle lingue italiano ed inglese le indicazioni di quando il tunnel è off limits. Se lunedì sera il traforo è stato ancora percorribile, da ieri sera è scattata a tutti gli effetti l'ordinanza di chiusura notturna. L'approfondimento di Toscani a pagina 10. Strage di Santo Stefano, la Hutter potrebbe tornare libera, l'approfondimento lo troverete nell'edizione nazionale a pagina 10. Sport in lutto, domani l'addio alla leggenda De Dorigo, ci diceva di imparare dal vecchio, l'approfondimento di Fontanive a pagina 8. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, via alla scuola, in un anno perse decine di classi. Oggi in classe 7.690 studenti, in città 145 in meno rispetto al 2023. L'approfondimento di Santin a pagina 2. Il rapporto pensioni ad Agordo le più ricche in provincia, in coda c'è ancora Zoppè. L'approfondimento di Fontanive a pagina 4. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, pallamano Belluno, atleti Dirigenti e staff in municipio ricevono gli auguri del sindaco. La storia a Castellavazzo 500 anni fa, il rifacimento della chiesa, Marzo Magno a pagina 17 e ancora Cortina sulla piccola di Lavaredo 100 anni fa il primo soccorso. Il ricordo di Rufus e Belli il 15 settembre 1924 una coppia di alpinisti vittima di un incidente, 2 appassionati li raggiunsero da Cortina. L'approfondimento di Dibona a pagina 9.
E la notizia in primo piano che troviamo a pagina 2 riguarda l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025. Brutta notizia comunque, scuola vuote, addio a 10 classi in città, oggi 7.690 sui banchi, pesante desertificazione scolastica, il trend dai dati delle superiori di Belluno, in un solo anno mancano all'appello 145 ragazzi, calo di 180 dal 2021 al 2022. Numeri che devono assolutamente farci riflettere. Troverete anche in questa pagina del Gazzettino di Belluno un grafico, una tabella che indica le classi e gli alunni suddivisi per gli istituti scolastici superiori, in questo caso del capoluogo bellunese. E sempre per quanto riguarda la scuola, progetti Erasmus li chiede l'Europa, ma ora i viaggi studio costano di più. Il contributo agli studenti che aderiscono vale circa 2.000 euro, 300 il costo per le famiglie. Chi partecipa torna cambiato e più maturo, all'estero devono imparare ad essere del tutto autonomi. E sempre per quanto riguarda la scuola, banchi tra i cantieri, investito 1 milione di euro a Raniere, 2 stralci da 400.000 euro, Sovilla, intervenire dove è necessario, conclusi i lavori dal Piazza al Colotti, in totale erano stati investiti 600.000 euro. Esperienze estive da Corca a Valencia, giovani viaggiatori crescono, così imparano le lingue. 2 notizie dedicate completamente al mondo scolastico in provincia di Belluno. Siamo invece a pagina 4, un altro morto sul lavoro, grande manifestazione regionale, i sindacati dopo il caso di Auronzo, interventi urgenti. La vittima è Felice Pais, caduto da 10 metri il lattoniere mentre stava sistemando un tetto appunto ad Auronzo. Ma si parla anche di pensionati in questa pagina. Ad Agordo i più ricchi, nel paese di Luxottica l'assegno medio più alto della provincia, 1.475 euro lordi, i più poveri sono a Zoppè dove si vive con 561 euro. I bellunesi portano a casa 1.224 euro lordi ogni mese, un dato agli ultimi posti in Veneto dove spicca Venezia. E vediamo appunto anche un altro dato interessante, Belluno, in questo caso vediamo un netto divario tra le pensioni degli uomini e le pensioni delle donne. Un uomo ha una media di 1.570 euro, la donna di 815 euro. La media delle pensioni a livello regionale comunque è di 1.260, parliamo comunque di pensioni lorde. Siamo a pagina 5, dissuasori in centro, zona 30 orari, prosegue l'impegno della Giunta per la tutela degli utenti deboli, rallentamento della velocità, nuovi dossi antibolidi, antiparcheggio nelle vie Caffi e Matteotti e anche in Piazza dei Martiri. Animali, nuovi box cani, nessun aiuto dai comuni, a Paca Domenica inaugura 14 cucce nuove e riscaldate grazie ai bellunesi e all'ascito di Anna Bernardin. La replica caprifazione, nessun pasticcio, il consigliere si legga meglio gli atti, notizia che interessa quindi la politica del capoluogo bellunese. Passiamo a Feltre, turisti, decine di migliaia quest'estate nella nostra città, l'assessore Maurizio Zatta traccia un bilancio di visitatori da record, di supporto anche la rinnovata sinergia tra i commercianti locali. E sempre da Feltre, volontari acrobati issano la bandiera a rifugio dal Piazza, il CAI ha sistemato Carrucola e altre parti, sostituito il vessillo. Siamo alla Mon Vanoi, uniti nel no, asse con Trento, il presidente della provincia Roberto Padrin in contatto con l'omologo Fugatti, oltre agli atti ufficiali avanti insieme, intanto proseguono gli incontri ieri sera nel Vicentino, ma è ancora viva l'emozione per quello di Canal San Bovo. E a Santa Giustina invece domenica Scopri Santa, l'evento itinerante tra i tesori del territorio. Continuiamo con pagina 8, Gosaldo, imparate dal vecchio come si scia. 3 amici di Marcello De Dorigo ricordano gli aneddoti di un atleta brillante e scherzoso tra rivalità e amicizia. Il suo funerale si terrà domani alle 14 a Forcella Aurine, testimonianze di gratitudine dal centro CONI di Falcade. Continuiamo con pagina 9, Soccorso Alpino, compie un secolo il primo intervento, il 15 settembre 1924, 2 ampezzani sulla piccola di Lavaredo per un recupero, il Corpo Nazionale nacque 30 anni dopo, Apollonio e Ghedina ne furono i precursori.
E sempre a proposito di recuperi in montagna però dei giorni nostri, Falco recupera un cercatore di funghi, le emergenze continuano quindi nel corso di questi mesi estivi in provincia di Belluno. E da San Vito di Cadore altra notizia, bivacco Bonafede Giustina pronto, l'elicottero lo adagerà sul Pelmo. La cerimonia, la comunità si è stretta nel ricordo della tragedia. Una folla commossa all'inaugurazione della struttura dedicata ai 2 soccorritori morti nel 2011. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Una prima notizia la troviamo a pagina 3 riferita alla provincia di Belluno, notizia trovata anche dal Gazzettino di Belluno, ma in questo caso il Corriere punta proprio sulla situazione difficile che deve farci riflettere, soprattutto sulle pensionate bellunesi che sono le più sottopagate, assegni sotto 800 euro e Zoppè ora è un caso. La pensione media di vecchiaia nel settore privato delle donne bellunesi non arriva a 1000 euro, anzi nella maggior parte dei casi rimane molto al di sotto degli 800 euro, con il record negativo di Zoppè di Cadore dove l'importo medio è di 505 euro. Il caso di Zoppè, come quello di Val di Zoldo, ha motivazione nella presenza massiccia di pensioni estere anche alla MON, 559 euro. Se si guarda il dato generale, uomini e donne nei comuni del Bellunese, pensioni medie del settore privato, balza agli occhi che i pensionati percepiscono poco. Agordo è in testa con 1475 euro di media, gli uomini sfiorano i 2000 euro, le donne non arrivano a 1000 euro. Il dato di Agordo risente della presenza di Luxottica che assicura lavoro stabile e questo si riflette anche sulle pensioni. Anche altri comuni sono su questa linea come Soverzene, aree industriali a 2 passi, Vallada, Gordina, Cencini e Rivamonte, lasciando però le donne molto indietro negli importi. Andiamo avanti con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 17, fioriere in centro per impedire la sosta selvaggia sui passaggi pedonali, notizia che ci porta nel capoluogo bellunese. Dissuasori in piazza dei Martiri, via Matteotti e via Caffi, Codemo, tuteliamo i pedoni, è questione di sicurezza, questa è la dichiarazione del comandante dei vigili urbani di Belluno. Infanzia, denatalità, le scuole paritarie perdono 800 iscritti in 10 anni, sono 34 gli istituti in provincia, aperto il Ca' Gioiosa a Sedico, l'asilo di Auronzo diventa statale. Meno preoccupazioni per i bilanci grazie all'aumento dei contributi statali. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla diga del Vanoi, non ci sono i soldi per fare la diga, lettera del Ministero a provincia e sindaci, notizia di cui abbiamo letto in parte quanto è riportato, scritto da Francesco Dalmas sulla prima pagina. E continuiamo invece con la Galleria del Comerico, pagina 20, arrivano i movieri, troppe code durante il giorno per limite dei 30 orari e i semafori, l'ANAS corre ai ripari dopo un vertice con i sindaci. La chiusura notturna è partita bene e possono passare solo i mezzi autorizzati. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 21, tensioni a Palazzo Rosso, sintonia, patto Forza Italia, maggioranza sotto scacco, nuova interrogazione firmata a 4 mani da Balcon, Mella, La Grua e Ferro, sotto la lente la manifestazione di carte in città annullata a 24 ore dall'inizio. E sempre dal capoluogo, volontariato, la San Vincenzo dona le divise da cuoco ai detenuti di Baldenic. Passiamo a pagina 23, Feltre, posizionato il ponte da 200 tonnellate sul torrente Sonna vicino alla stazione, altro passo importante verso l'elettrificazione della linea, oggi a Busche più controlli con movieri e forze dell'ordine. Ancora da Feltre, Mugnai, scuola da ricostruire ma servono quasi 4 milioni, l'edificio va adeguato per l'antisismica ma i lavori sarebbero costosi e invasivi, il comune candida il progetto per il bando PNRR che punta al tempo pieno. Santo Stefano, lotteria del quartiere, estratti i biglietti. Domani invece a Fonzaso si scopre una lapide dedicata a Luigi De Zordi. Sempre dal Feltrino si rende il Grappa, campanili protagonisti con cronoscalata e trail, questo fine settimana appunto a Serene. Feltre registrava i rapporti sessuali, gli audoli costano 8 mesi, l'uomo era accusato di violazione della privacy e dovrà pagare anche i danni, nei file incriminati chiamava la donna per nome e le voci erano riconoscibili. Notizia di spalle sempre da Feltre, assegni per 3.000 euro e furto di gioielli d'oro, altri guai per l'ex marito. 7 Ville debutta il Palavas Ghedina Testimonial, appuntamento venerdì alle 18 con il taglio del nastro dal palazzetto che arricchisce la dotazione di impianti sportivi, la gestione affidata al GS Astra.
Siamo a pagina 26, buon viaggio Loris, l'addio di Val Morel al fotografo alpinista scomparso domenica. Accanto al feretro anche 2 foto scattate da De Barba, sapeva stimolare le persone, far vedere anche i ciechi. Ed ecco alcuni scatti del funerale che appunto è stato celebrato all'aperto in Val Morel. Sedico, Roby Baggio a Villa Zuppani in cerca di reperti di caccia e ancora a Sospirolo torna la corrimamma, il ricavo va alle scuole. Notizia sempre da questa pagina che ci porta a Sedico, Fongaiolo 61enne ferito sul Peron. Siamo in Alpago con pagina 27, riorganizzazione delle scuole, prende forma il progetto, la nuova media a PUS segna un passo avanti per la razionalizzazione dei plessi, l'assessore Saviane, trasporto ancora gratuito grazie ai fondi della fusione. Non disturbate il bramito dei cervi, rimanete distanti, Eco Istituto e Federcaccia fanno appello ai tanti curiosi che salgono in Cansiglio. E sempre dall'Alpago, Chies, un moderno ATM imposta a Lamosano. Rivamonte, sospesa la scuola primaria, gli iscritti erano solo 2, non si tratta di una chiusura definitiva ma le premesse non sono buone, molte famiglie hanno spostato i figli dopo il caso della festa del patrono. Forse Laurine darà l'addio al grande Marcello De Dorigo, notizia trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno. Val di Zoldo preso a pugni dall'automobilista per salvare il cane. Aggressione a un turista da parte del conducente di un SUV che già l'aveva colpito con lo specchietto. C'è un processo per lesioni. Cortina, Cadelverzo avrà percorsi pedonali ma la strada resta con pendenza al 15%. Dopo mesi di attesa, ieri l'incontro con Simico e il sindaco. Abitanti soddisfatti ma per la disponibilità dell'amministratore delegato Saldini. Il caso, lavori alla stazione, la partita rimane ancora aperta, il comitato civico Cortina interviene dopo che il TAR ha concesso il cantiere, il giudice non è entrato nel merito dell'intero progetto. E adesso il caso della tragedia di Santo Stefano avvenuta l'anno scorso, siamo a pagina 30 del Corriere delle Alpi, 3 vittime ma Angelica può patteggiare 4 anni e 8 mesi e niente carcere. La procura ha proposto un accordo alla donna che ha investito Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zunin in via Udine. L'articolo è di Gigi Sosso. 4 anni e 8 mesi, Angelica Hutter può patteggiare questa pena per la strage di Santo Stefano di Cadore. L'offerta per il reato di omicidio stradale plurimo di Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin è stata presentata dal pubblico ministero Simone Marcon nell'udienza preliminare del primo pomeriggio di ieri davanti al giudice per le udienze preliminari Elisabetta Scolozzi. Il difensore di fiducia Giuseppe Triolo avrà tempo fino a martedì 8 ottobre per accettarla. Nel frattempo il magistrato ha rinviato anche per avere una relazione dai medici della struttura sanitaria veronese, nella quale è ospite in libertà vigilata la 33enne tedesca, in maniera da poter valutare la misura di sicurezza da applicare in seguito e la pericolosità sociale dell'imputata. Ad ogni modo, per questo procedimento la graphic designer di Deggendorf non tornerà in prigione alla Giudecca, avendo già scontato oltre 8 mesi di carcerazione preventiva. È uscita lo scorso 23 marzo dopo aver trascorso in cella al massimo consentito e ha trovato ospitalità a Ronco all'Adige, dove sta ricevendo tutte le cure necessarie alla patologia psichiatrica della quale soffre. È quello che Triolo voleva e in caso contrario non gli resterebbe che affrontare il processo in rito abbreviato con tutte le incognite che può presentare, nel senso che l'eventuale condanna potrebbe essere anche più pesanti. Le reazioni, le famiglie non commentano ma vogliono sia fatta giustizia. Silenzio da parte dei parenti dei turisti di Favaro Veneto in attesa della sentenza. Berardi, vedremo cosa farà l'avvocato difensore Triolo. Siamo a pagina 31, giorno e notte, la Kermesse Cadore Dolomiti Music Festival, una sinergia che ha successo. Il bilancio della manifestazione estiva che ha proposto una infinità di concerti, un processo proficuo per qualità, vantaggi e promozione del territorio. Bortolotta, la sinergia tra la realtà ha permesso di andare oltre le aspettative. Continuiamo con la rubrica dedicata allo sport bellunese, calcio Serie D, Dolomiti, Caprioni è pronto a gennaio, se la società vuole io rispondo presente. L'infortunato attaccante era in tribuna contro la Luparense, valuteremo insieme quando sarà completato il recupero. L'evento Ponte nelle Alpi, festa dei 60 anni con riunione di vecchie glorie e passerella delle squadre. Eccellenza, sempre calcio, Marcu, poco male il primo KO, è stato un buon borgo Valbelluna. Pallamano Serie A Silver, il giovane Belluno sfila in centro, onoreremo il nome della città. Calcio a 5 Serie A 2, nostalgia della Puglia, la Canottieri perde Miuli. Ancora sport, Belluno fra i capofila del rugby integrato, si parte il 22 a Safforze.
E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto. Per la giornata di domani, tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso coperto, salvo parziali schiarite a fine giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.